Buonasera, grazie di essere qui. Per i tantissimi che non mi conoscono, a cominciare da queste ragazze giovani, mi chiamo Silvio Chiari, sono il delegato agli affari speciali dell'Ateneo Veneto. Porto i saluti del presidente Scarante, che doveva essere qui al mio posto, ma non può esserlo per ragioni personali che non riguardano proprio lui ma la sua famiglia. Con questa presidenza e con questo comitato nuovo consiglio accademico abbiamo cominciato a fare anche qualche cosa di nuovo nel rispetto naturalmente della storia dell'Ateneo Veneto e dei suoi corsi, tra cui abbiamo pensato di organizzare qualche corso nuovo. Questo è il primo corso nuovo che parte, è il corso di storia dell'architettura. Intelligentemente il professor Zucconi, che sta parlando sulla mia voce, non ne frega niente di quello che dico, l'ha chiamato, mio carissimo amico logicamente, il lunedì dell'architettura. Come vedete si svolgeranno nei vari lunedì e intelligentemente i tre relatori che si succederanno l'hanno organizzato non in senso puramente cronologico, come avrei fatto io nella mia modesta cultura, ma in senso invece di argomenti. Quindi oggi è il teatro. Quando ho conosciuto Guido, il professor Guido Zucconi, ordinario di storia dell'architettura allo UAV, e mi ha detto: io cosa fai tu nella vita? Io faccio lo storico dell'architettura. Non è che avessi ben capito cosa facesse uno storico dell'architettura, ma continuo a dire che è una questione di ignoranza. E invece la storia dell'architettura è la nostra storia. Tu vedi i monumenti, ma se non hai capito come si è sviluppata tutto quello che c'è sotto e che c'era prima, non hai capito chi sei tu. Il corso si sviluppa attraverso altri due docenti di grandissimo livello, che sono Paolo Placentino e Gianmario Guidarelli, amici, soci, e questo dimostra come tre soci dell'Ateneo possono fornire un grandissimo servizio culturale all'Ateneo e potrei dire anche alla città. Passo la parola a Guido, il professor Guido Zucconi, che ci dà una carrellata introduttiva del corso. Grazie. Grazie Silvio per le belle parole, ma credo che parleremo tutti e tre. Pensando a un ciclo sull'architettura e sapendo della difficoltà di parlare di architettura, perché c'è anche questo problema, no? Spesso si parla in modo incomprensibile, in architettese, come dice qualcuno, giustamente anche indicando. Abbiamo pensato che la trattazione poteva concentrarsi su alcuni edifici simbolo, ma al tempo stesso sono condensatori, epitomi, per usare una parola importante, cioè il poco per il tutto, che riassumono molto bene il senso di un'epoca e di un periodo. Non abbiamo usato categorie stilistiche, il classicismo, il romanico, il gotico, il rinascimento, ma appunto concentrandosi su edifici che segnano un tempo, un'epoca. L'architettura, voi sapete, non è la stessa cosa della costruzione. L'architettura è costruzione con un valore aggiunto, carica su di sé valori simbolici, rappresentativi, i quali ovviamente si legano strettamente alla società, al senso, allo spirito. Pensate solo al senso della religiosità, che ha avuto un ruolo molto importante per molto tempo e che tra antico regime ed età moderna, tra età contemporanea, tra 700 e 800, vede un drammatico décalage per diventare un tema tra gli altri, e non più la Chiesa può essere considerata un tema su cui si concentrano il senso e il carattere della nostra epoca. Quindi, prendendo edifici simbolo, ma che al tempo stesso sono rappresentativi di un'epoca, di una tendenza, di un'aspirazione, abbiamo diviso un lungo periodo che va dall'età antica all'800, arriviamo fino all'800, in 8 edifici, appunto, ad alto valore simbolico. Do la parola ai miei due compagni, amici di strada,
anzi amici e compagni di strada, presentandoli. Sono entrambi studiosi di storia dell'architettura. Gianmario Guidarelli è toscano, come sentirete dall'accento, ma è ben radicato a queste latitudini. Ha sposato anche un indigena, quindi ancora di più ti sei radicato. E anche Paola Placentino viene da lontano, viene dalla Puglia, ma anche lei ben solidamente radicata nel contesto, soprattutto negli studi di carattere veneziano. Paola Placentino e Gianmario Guidarelli più sul versante architettura del Rinascimento, architettura dell'età moderna, io più sull'età contemporanea. Quindi ci siamo divisi cronologicamente i compiti. Prima di dare la parola a Paola Placentino, che inizierà questo ciclo, vorrei che Gianmario Guidarelli dicesse brevemente due cose. Sì, grazie, buonasera. La sfida appunto è quella di dare una panoramica complessiva sulla storia dell'architettura, soprattutto dal punto di vista dei problemi. Quindi in realtà noi non intendiamo semplicemente fare una carrellata divulgativa, ma in qualche modo anche coinvolgervi nel pieno dei nostri studi. E quindi è per questo che abbiamo scelto di organizzarlo per serie tipologiche. Quindi parleremo di edifici simbolo, come diceva Guido, che sono allo stesso tempo tipi edilizi. Appunto il teatron, il tempio basilica, il martirium, la cattedrale, il convento e monastero, il palazzo, il teatro d'opera, il palazzo comunale e il museo. Noi li abbiamo messi anche in ordine cronologico, ma in realtà vedrete che la cronologia in qualche modo un po' deborda rispetto al tipo edilizio. Da questo punto di vista, quindi, noi avremo la possibilità di mostrarvi come la funzione, la forma e la tecnologia, cioè la costruzione di cui parlava prima Guido Zucconi, in qualche modo costituiscono un intreccio difficilmente districabile. Ecco, la nostra intenzione è parlarvi di architettura, quindi di che cos'è lo spazio, di come si vive, come viene costruito, cos'è la forma, qual è l'estetica architettonica, a partire proprio da una carrellata di tipi edilizi. Do la parola a Paola. Ringrazio Silvio Chiari, i colleghi che mi hanno preceduto e direi che per iniziare questa carrellata apparentemente cronologica, ma che in realtà vuole essere su ogni tematica abbastanza trasversale per consentire delle riflessioni su come anche tanti di questi tipi edilizi, di queste tipologie si siano poi consolidate nella cultura occidentale e siano migrate attraversando i secoli, abbiamo deciso insieme di cominciare dal teatron. E quindi io inizierei oggi subito, visto che i preamboli sono stati già fatti. La storia che provo a raccontare oggi proverà a ripercorrere la storia appunto del teatro partendo proprio da qui, da questa immagine che vedete. Siamo ad Atene, il frontone est del Partenone, dove Fidia scolpisce questo bellissimo Dioniso in una posa un po' scomposta, in marmo pantelico, oggi conservato al British Museum di Londra. Parto da questa scultura perché è lui il colpevole della serata, nel senso che il teatro come creazione culturale dell'Ellade ha origini proprio nel culto di Dioniso, divinità, una delle principali divinità dell'Olimpo greco, uno dei tanti figli di Zeus, che viene invocato affinché rinnovi i cicli della vita vegetale. Viene invocato quindi, e ci sono celebrazioni in suo onore, 4 volte l'anno. Non è un caso, no? In corrispondenza delle 4 fasi dell'anno, delle 4 stagioni. E durante queste celebrazioni in suo onore, degli uomini mascherati da satiri invocano proprio il dio, lamentandone la morte
e lo invocano affinché torni in vita. È l'unico dio Dioniso dell'Olimpo greco che nasce e muore più volte. Questa invocazione avviene in musica e in danza. È Dioniso, ad esempio, che dona agli umani il vino nella cultura greca. Questa bevanda, che viene utilizzata anche nelle celebrazioni in onore del dio, una bevanda ritenuta uno strumento di mediazione tra i mortali e gli dei, proprio perché consente di abbandonarsi alla follia, all'amore, agli eccessi. Quando pensiamo a delle celebrazioni in onore di Dioniso, ancora non stiamo parlando di uno spazio teatrale, di un'architettura. Originariamente le celebrazioni in suo onore avvengono semplicemente all'aperto, su un suolo in terra battuta, dove intorno ad un altare a lui dedicato si riunisce un coro, con all'interno un unico attore che appunto lamenta la morte del dio, come vi ho detto. Questo spazio è definito orchestra ed è intorno a questa orchestra che si sistema la cittadinanza ateniese per assistere alle celebrazioni del dio. Quindi ancora non esiste, parliamo del VII secolo, VI secolo a.C., ancora non esiste una cavea, un teatro, così come lo immaginiamo noi. Ed è il motivo per cui scusatemi, vediamo, sì, per cui ho, diciamo, oscurato la cavea di questo teatro. Con il passare del tempo, le celebrazioni in onore di Dioniso divengono sempre più articolate. Gli attori aumentano, da 1 diventano 2, si danza, si canta, c'è un coro, il coro accompagna il poeta, cioè l'estensore dell'orazione in onore del dio. Il coro accompagna il poeta e lo accompagna con canti e danze. Il 534 è considerato il punto di inizio, dal nostro punto di vista naturalmente, è considerato il punto di partenza per la storia dell'architettura, per la storia dell'edificio del Teatron, perché nel 534 vengono istituite ad Atene, quindi diventano delle celebrazioni pubbliche, le grandi Dionisie. Sono una delle 4 grandi celebrazioni in onore di Dioniso che avvengono in primavera tra marzo e aprile e sono tra le più imponenti celebrazioni ateniesi che sono seconde soltanto alle Panatenee, cioè alle celebrazioni in onore della dea Atena, protettrice della città. A questa data dobbiamo immaginare, 534, le grandi Dionisie celebrate nell'Agorà, in uno spazio aperto, come vi dicevo prima, in uno spazio aperto intorno ad un altare, con il coro disposto a semicerchio intorno ad un altare ed il pubblico che lo circonda a sua volta per assistere ai danzi, ai canti, alle interpretazioni. È proprio a seguito delle celebrazioni del 534 che ci si sposterà dall'Agorà sulle pendici dell'Acropoli di Atene. Divenendo queste delle celebrazioni pubbliche ateniesi, si avrà bisogno di organizzare il pubblico e si sfrutteranno le pendici della collina dell'Acropoli per disporre delle panche lignee che appunto sfruttando la pendenza possano far sistemare il pubblico in modo ordinato e soprattutto in modo che tutti, anche grandi folle, possano assistere alle celebrazioni, ai canti. È in questo momento che l'edificio teatrale si bipartisce
e c'è una fisica divisione tra l'orchestra, cioè lo spazio destinato al coro e agli attori, e il teatron. La parola, come vi ho indicato nell'immagine, deriva da un verbo greco che individua, significando guardo, sono spettatore, individua unicamente il pubblico. È soltanto dal V secolo a.C. che questa parola, che individua inizialmente gli spettatori, andrà a indicare lo spazio, l'architettura. Grazie alle opere di Eschilo e Sofocle, le storie raccontate intorno a Dioniso si articolano, non si invoca più soltanto il Dio, ma si raccontano storie di questo Dio che interagisce con i mortali e di come questo interagire con i mortali ha ripercussioni sulla vita dell'uomo. Le Menadi danzano durante queste messe in scena vere e proprie, e grazie alle scritture di Eschilo e Sofocle gli attori cominciano a diventare da 2 a 3, quindi vedete che la rappresentazione scenica comincia a diventare sempre più articolata. Le prime informazioni su quello che può essere stato lo spazio scenico prima di avere un vero e proprio edificio, una vera e propria architettura, ci arriva dalle opere in ceramica. In questo caso vi sto mostrando un cratere attico, quindi un cratere di manifattura greca, rinvenuto in Puglia e oggi conservato al Museo Archeologico di Napoli. C'è Dioniso che abbraccia Arianna, secondo una delle più frequenti narrazioni del mito. Arianna, abbandonata da Teseo, sposa Dioniso. Li vedete qui abbracciati e circondati da attori pronti ad entrare in scena. Li riconosciamo dalle maschere che hanno in mano. Se osserviamo altri personaggi sulla scena, diciamo così, vediamo che oltre alle maschere ci sono anche dei costumi abbastanza elaborati. Le geometrie vistose dei costumi sono necessarie perché, essendosi cominciato a strutturare lo spazio in quello che diventerà una vera e propria cavea, sia le maschere che i costumi vistosi sono fondamentali per permettere anche a chi è seduto nelle gradonate più in alto, per permettere il riconoscimento dei personaggi e quindi permettere anche a chi è più lontano di seguire la narrazione. Alle spalle dell'orchestra, o meglio, a chiudere l'orchestra, quindi alle spalle del coro, c'è una scenè, una scena che quando parliamo di spazi come questo, quindi con panche di legno adagiato sul declivio di una collina, la scenè può essere anche un telo in stoffa o un tavolato dipinto. Con il passare del tempo, naturalmente, anche la scenè si articolerà volumetricamente. E all'inizio dobbiamo pensare a delle cave non necessariamente disposte a semicerchio, così come è, credo, nell'immaginario di tutti noi. La pianta che vi mostro riguarda un tempio del V secolo di Siracusa. Vedete che il principio della cavea che avvolge l'orchestra permane, ma abbiamo una pianta poligonale e non strutturata su una porzione di circonferenza. La scenè, dicevo, si articola perché non è più soltanto un fondale, o meglio, la scenè rimane un fondale, ma avrà ai suoi piedi, prima dello spazio dell'orchestra, dello spazio per il coro, avrà il vero e proprio palcoscenico. Sempre i crateri, sia attici che di manifattura apula, ci restituiscono quello che poteva essere in questa fase il palcoscenico.
sollevato da terra, vedete ci sono delle colonnine di legno che sollevano il palcoscenico, la scala che consente agli attori di salire sul palco e vedete degli attori ben caratterizzati, dei satiri qui con dei bei costumi, maschere. È nel IV secolo, come vi dicevo prima, che il teatron diventa il luogo delle rappresentazioni, cioè la parola smette di identificare esclusivamente gli spettatori per diventare parola che identifica il luogo, il teatro, esattamente il significato che noi tuttora diamo a quella parola. E questa ricostruzione archeologica di questo teatro greco in provincia di Agrigento ci dà una chiara e precisa idea di quello che nel IV secolo doveva essere diventata l'architettura teatrale. Una cavea lapidea disposta, vedete, a semicerchio intorno all'orchestra e sullo sfondo la skenè, che appunto, come ci mostravano i vasi attici che vi ho fatto vedere precedentemente, è diventata un portico coperto, sollevato da terra in legno, dove agiscono gli attori. Il volume che acquista la skenè ha tanti usi, serve agli attori per cambiarsi, per depositare i costumi, diventa lo schermo dietro al quale sistemare le macchine teatrali. Ad esempio, una delle cose tipiche della tragedia greca, che poi verranno assunte anche dal teatro romano, la discesa del dio dall'alto, che viene letteralmente planato sulla scena attraverso l'uso di questa macchina montata appunto alle spalle della skenè. Tutto questo percorso che ho provato a raccontare avviene di certo ad Atene e in quella che noi identifichiamo come l'età di Pericle accade anche che lo spazio teatrale principale destinato al dio Dioniso acquista quella conformazione, quella organizzazione che diventerà modello per tutti i teatri, posso dire senza ombra di dubbio, per tutti i teatri d'Occidente, poiché anche il teatro romano, sebbene sviluppi un modello tipologico differente, anche il teatro romano non potrà prescindere da quello che accade ad Atene nell'età di Pericle. Come vi dicevo prima, ci si adagia durante le grandi Dionisie del 536 sulle pendici dell'Acropoli e vedete, non è un caso che il teatro si trovi a ridosso del santuario di Dioniso, perché appunto il teatro, come ho provato a dirvi all'inizio, ha origini sacre ed è legato, rimane legato fortemente al culto e ai riti di questo dio. Eccola qui una ricostruzione dell'Acropoli con il fronte sud della collina sulla quale poi la cavea si appoggia. Anche quando, a partire proprio dal teatro ateniese, tutto è ormai litizzato, tutto è non c'è più legno, non c'è più tessuto, tutto è in pietra, lo schema originario del teatro sviluppatosi a partire dal VI secolo resta invariato. Un'orchestra circolare, una cavea che si sviluppa su una pianta semicircolare, in questo caso del teatro di Dioniso, la skenè che è diventata anch'essa in pietra e ha alla base, vedete, qui si vedono le scalette che prima erano in legno, sono diventate anch'esse di pietra. Il teatro quindi rimane un'architettura sacra, aperta e diventa anche un luogo della politica semplicemente perché
Con la strutturazione delle polis e il consolidamento delle polis nell'impero ateniese, i teatri diventano luoghi di aggregazione per il confronto tra i cittadini. In questo senso diventano anche pienamente luoghi della politica. E questa cosa la sanno anche molto bene i romani, tanto che proprio per il portato democratico di questi luoghi di incontro, diciamo così, a Roma si tarderà a costruire edifici permanenti in muratura destinati alle rappresentazioni sceniche per evitare appunto rischi democratici. Questo è lo schema del teatro di Dioniso, vedete un teatro molto molto grande rispetto a quello che riusciamo a vedere oggi, con una capienza che poteva arrivare anche a oltre 10.000 spettatori, uno schema originario che resta invariato, come vi dicevo, perché riconoscete l'orchestra, cioè il luogo del coro, l'altare in mezzo, i corridoi di accesso. Questi corridoi di accesso sono comuni agli attori, ai coreuti, al pubblico. C'è una via di accesso democratica indistinta, si entra tutti di qui. Da quei gradini che vi ho fatto vedere prima, gli attori saliranno sul palcoscenico, il coro si sistemerà nel centro intorno all'altare e dai vari corselli il pubblico si distribuirà sulle gradinate. Ci sarà una parziale gerarchizzazione, si può dire, dello spazio, nel senso che con la realizzazione in pietra dei proedria si destineranno, vedete, questa è una foto del teatro di Dioniso, ancora oggi sono visibili queste poltrone lapidee, si destineranno i primi anelli della cavea ai maggiorenti della città, ma al di là di questo nel teatro greco l'accesso sarà libero e tutti potranno distribuirsi sulla cavea come vorranno. Il teatro di Atene, il teatro di Dioniso ad Atene, diventerà il modello di riferimento non soltanto per tutti i teatri della Grecia, dell'impero di Atene, potremmo dire del Mediterraneo e dell'area di cultura greca, ma soprattutto diventeranno modello di riferimento per altri teatri che nel Mediterraneo orientale si affiancheranno a luoghi particolarmente significativi dal punto di vista religioso. Non a caso, ad esempio, il teatro di Epidauro nasce accanto al santuario di Asclepio e quello di Delfi al grande santuario di Apollo. Vedete, in entrambi i casi abbiamo una cavea interamente lapidea e, come ad Atene, la cavea semicircolare che avvolge l'orchestra. Anche quando l'architettura di questi luoghi diventerà sempre più articolata, parliamo del secondo, del primo secolo a.C., si manterranno inalterati i caratteri fondamentali che vi ho illustrato. Vedete in questo schema ricostruttivo, la Schenè ormai è diventata una facciata che ha raggiunto l'altezza di un edificio di 2 piani. Ci sono 2 ordini sovrapposti, un palcoscenico abbastanza ristretto, l'orchestra circolare nel mezzo e una cavea. La freccia rossa continua ad indicarvi gli accessi, i corridoi di accesso, gli unici corridoi di accesso alla cavea, alla quale si accede appunto o dal basso, da queste 2 porte, o dall'alto della collina, scendendo e distribuendosi sulla cavea.
anche quando la Skenè diventerà così imponente, non arriverà mai a saldarsi alla cavea e non raggiungerà mai l'altezza dell'ultimo anello della cavea. Che cosa significa questo? Significa che il rapporto con lo spazio circostante verrà sempre e comunque mantenuto, perché sempre stando nella cavea si avranno ai lati della Skenè i due spiragli che guarderanno verso il paesaggio. Naturalmente, guardando un'immagine del genere del teatro di Epidauro, si ha quasi l'impressione che questo teatro, come tanti altri teatri greci, non sia un'architettura per come forse siamo abituati a pensarla, perché sembra un intervento minimale in un luogo immerso nella natura, un intervento minimale che sembra quasi confondersi con il paesaggio. Ma il lavoro dell'uomo c'è ed è poderoso in questi edifici. Dobbiamo pensare che nel caso il teatro si adagiasse su il declivio di una collina rocciosa, la cavea veniva scolpita direttamente nel banco della collina e quindi si preparava la gradonata da rivestire con blocchi lavorati e levigati come questi, facendo un'operazione di cava sulla collina. Quando la collina non consentiva questo tipo di lavoro perché non rocciosa, al di sotto della cavea c'è un lavoro di questo tipo, cioè vengono preparate delle fondazioni, si vedono qui nella parte alta, che vadano a definire in linea di massima i gradoni, vadano a consolidare anche, perché non è detto che la collina abbia un suolo sufficientemente solido, e poi, una volta fatto questo lavoro fondazionale, chiamiamolo così, si rivestono i gradini con lastre di pietra sagomate, vedete, a segnare i corselli di risalita e le sedute. Rimarrà comunque sempre uno spazio aperto e sempre appunto in contatto con la natura. Quello che accade ad Atene e per riflesso in tutta la Grecia accade anche in Magna Grecia e in Sicilia. Di riflesso immediatamente si realizzano teatri su un modello del teatro di Dioniso, di Epidauro, uno dei primi, forse il primo ad essere realizzato completamente in pietra è proprio il teatro di Siracusa, III secolo a.C. Vedete, in questa ricostruzione si vede alle spalle della cavea il tempio di Apollo, quindi continua questa associazione tra il luogo delle rappresentazioni, il luogo della messa in scena e i riti legati alle divinità greche. Nonostante quello che accade a Siracusa accada in tutto il Sud Italia, in tutta la Magna Grecia, per poter ammirare una veduta di Roma di questo tipo, con 3 teatri, 1, 2 e 3, bisognerà aspettare il I secolo a.C. Quello che vi sto mostrando è il modello ricostruttivo di Roma, della Roma imperiale, conservato al Museo della Civiltà Romana all'Eur. Quindi vediamo una Roma monumentale dei secoli successivi a quelli di cui ci stiamo occupando. Ma
mi piaceva inserire questa immagine perché i 3 teatri sorgono nel giro di pochi anni, vedete quasi tutti nella stessa zona, ma non prima del I secolo a.C., per essere più precisi nel 66 a.C., quindi a ridosso dell'impero, alla fine della Repubblica, verrà edificato il teatro di Pompeo, sarà il primo teatro. Perché bisogna aspettare tutto questo tempo? Se Roma aveva davvero a 2 passi degli esempi straordinari di architettura greca, diciamo così, da poter imitare. Dobbiamo fare un passo indietro. Roma naturalmente nel primo a.C. non era più quel borgo agricolo nato dalla unione dei 7 villaggi sorti sui 7 colli. Era diventata una città molto grande, la Repubblica aveva ormai annesso a sé gran parte dell'Italia centrale e nella crescita di Roma, per la sua posizione strategica a ridosso dell'Ansa, del Tevere, dell'isola Tiberina, era stato individuato, si era creato naturalmente il centro politico, amministrativo, economico, commerciale della città sul colle più ripido di Roma, il Campidoglio, divenuto molto rapidamente quasi l'acropoli della città. Vedete, in questa immagine si vede appunto il Campidoglio saturo di templi, il più grande è quello di Giove Ottimo Massimo, la divinità protettrice della città, con la sua triade. Ai piedi del Campidoglio, la pianura qui ai piedi del Campidoglio era diventata l'area del foro. Il Foro Magno, quello che noi oggi chiamiamo Foro Romano, era l'area commerciale, economica, amministrativa di Roma e di tutto il suo territorio. Questa è una ricostruzione archeologica del foro al 100 a.C., sviluppata in 3D dalla Università Humboldt di Berlino. E vedete si vede tutto quello che ho provato a raccontarvi, la collina alle spalle con i templi che emergono, altri templi nel foro, Concordia e Saturno, tra i più antichi di Roma, la Curia, il luogo dove si riuniva il Senato, la Basilica, il luogo dove si amministrava la giustizia e si svolgevano anche contrattazioni commerciali, e qui le taverne. Quindi un luogo misto, diversamente dal foro greco. Il foro romano presenta tutti questi aspetti a questa data, perché poi si specializzerà, tra virgolette, anche il foro romano. A questa data il foro romano presenta sia edifici religiosi che commerciali, come vi ho detto, amministrativi, e a questa data non è che non esistessero rappresentazioni teatrali dentro Roma, ma per uno strano regolamento del Senato avvenivano in strutture effimere in legno. Questa è una delle ricostruzioni fatte da uno storico dell'archeologia romana. Vedete, qui abbiamo la basilica che vi ho fatto vedere prima, le taverne, abbiamo di fatto alle spalle il Colle Capitolino e guardate il rapporto con gli omini del disegno, non è sbagliato, erano delle strutture gigantesche ma in legno che venivano realizzate sia per i giochi gladiatori che per le rappresentazioni sceniche quando servivano. Solitamente una volta l'anno venivano ricostruite. Era stato il Senato a decidere che gli apparati teatrali fossero lignei, provvisori e connessi alle celebrazioni religiose. Vi faccio vedere un'incisione del 1500 fatta qui a Venezia, che è molto bella perché fa vedere come tutta la macchina lignea, no? Per tirar su queste cave altissime e riprodurre in questo modo
lo spazio scenico, lo spazio in realtà per il coro, l'orchestra e gli spettatori. Il Senato, in realtà, con queste disposizioni che venivano ciclicamente rinnovate, stava cercando di impedire la costruzione di teatri permanenti. Ci proverà disperatamente, ancora nel 156 rinnova un provvedimento che impedisce, che ricorda l'impedimento di realizzare teatri in muratura, ma sembrano quasi dei decreti fuori tempo massimo, perché intanto il mondo sta cambiando. Ci sono almeno 3 novità che intervengono nella storia di Roma e contro le quali il Senato non può davvero nulla. La prima, la più importante, il fatto che nel 218, a seguito di una campagna di conquista durata 50 anni, Roma è entrata di fatto fisicamente, ha annesso a sé praticamente tutta la penisola. Questa è la fascia del centro Italia, diciamo, prima che cominciassero le campagne di conquista. Nel giro di 50 anni tutta la Magna Grecia, la Sicilia e quasi il nord della penisola è nelle mani di Roma. L'organizzazione è eccellente da parte della capitale, nel senso che immediatamente tutti i nuovi territori vengono collegati con strade consolari. È strepitoso seguire la costruzione della Via Appia. La Via Appia arriva prima nel Basso Lazio, man mano che si annette la Campania prosegue in Campania, quando si arriva nel nord della Puglia entra in Puglia, davvero sembra che la manodopera segua l'esercito per provvedere a creare uno Stato unitario. Ed è molto efficace questa metodologia perché i territori annessi diventano immediatamente parte della Repubblica, diventano immediatamente fanno riferimento a Roma. Non è più l'Oriente, la Grecia il loro punto di riferimento, ma Roma diventa il loro punto di riferimento non solo amministrativo ma anche economico. Che significa questo per Roma? Significa che comincia quello che gli storici, con un'espressione secondo me efficacissima, comincia l'ellenizzazione della cultura romana. Ciò che prima poteva essere raggiunto soltanto da aristocratici più colti, che grazie al loro denaro potevano viaggiare, procurarsi oggetti, testi e quindi conoscere la cultura ellenica, adesso diventa progressivamente patrimonio comune. L'ellenizzazione arriva a permeare davvero ogni singolo angolo della vita del romano, dall'abbigliamento al cibo, l'impiego del tempo libero. L'impiego del tempo libero sono le letture, la poesia, la filosofia. Nel giro di 2 o 3 generazioni, quindi in un tempo brevissimo, chi può educa i propri figli, fa educare i propri figli da oratori provenienti dalla Magna Grecia. Chi ha ancora più denaro, chi ha ancora più possibilità, fa arrivare i maestri direttamente da Atene. Nella pratica questo si traduce in un volersi circondare di Grecia. Per questo ho inserito queste immagini, vedete questo vasellame, gioielli, tutto si permea della cultura ellenica. Nelle case si cominciano ad affrescare pareti che riproducono il mondo greco, o meglio riproducono quello che i romani pensavano fosse il mondo greco. Oggetti commissionati alle grandi botteghe della Magna Grecia,
chi può si rivolge direttamente alle botteghe degli artisti, dei fonditori di Atene e dell'Ellade. Con mia totale, basandomi esclusivamente sulle mie preferenze, ho scelto questi 3 oggetti bronzei rinvenuti tutti in abitazioni romane, per darvi un'idea del fatto che davvero chi può si circonda di Grecia. L'efebo di Via dell'Abbondanza viene proprio da Via dell'Abbondanza a Pompei, è un portalampada ad altezza d'uomo che ornava una di queste strepitose dimore. Che cosa sta succedendo in pratica? Nel momento in cui si può accedere più facilmente alla cultura greca attraverso la Magna Grecia, c'è una corsa c'è quasi una voglia da parte dei romani di raggiungere il livello culturale di quelle popolazioni. Il mondo greco, e quando parlo di mondo greco mi riferisco sia alle popolazioni greco-ioniche che al mondo alessandrino, avevano un livello culturale e artistico decisamente più elevato di quello della società romana. I romani a questo punto hanno l'esigenza di appropriarsi di questa cultura, perché soltanto appropriandosi della cultura del mondo mediterraneo possono inserirsi alla pari nei rapporti politici internazionali. Quindi è un'esigenza anche facilmente comprensibile, si possono fare dei parallelismi facilissimi con il mondo odierno. Quindi l'adozione di questo stile di vita non è ho usato prima la parola moda, è riduttivo perché è qualcosa di molto più profondo. E naturalmente circolano questi oggetti, è impensabile che non circolino anche testi teatrali, poesie, poemi, e che quindi si abbia voglia di Grecia anche in teatro. Non è che il teatro non esistesse a Roma fino al 66 a.C., fino alla costruzione del teatro di Pompeo, anzi, ma il teatro, le rappresentazioni sceniche avvenivano in questi edifici provvisori, lignei. Naturalmente a Roma si era sviluppato tutta una modalità per far sembrare questi edifici precari e lignei delle vere e proprie architetture. Ormai le tecniche di lavorazione con lo stucco, i tessuti, addirittura per riprodurre le schenee, per riprodurre per ricreare a Roma quello che diventerà la scenografia romana, si montano su degli apparati leggerissimi di stucco, tessuti, metalli, si montano veri oggetti di bronzo provenienti dall'Ellade, proprio per cercare di riprodurre al massimo possibile un'ambientazione quanto più greca possibile. Il decreto del Senato del 154 a.C., vedete, ribadisce l'obbligo di assistere in piedi alle rappresentazioni. È un paradosso, cioè la società sta andando in una direzione e disperatamente la parte più conservatrice del Senato tenta di mettere un freno. E quindi che cosa fa? Mi fa quasi sorridere. Cioè si può andare a teatro, sempre in quelle strutture provvisorie, ma bisogna stare in piedi, nella speranza che il pubblico, una volta finito lo spettacolo, scappi a casa, perché questa è la paura del Senato. Prima vi ho detto che il teatro è uno spazio, è un luogo della politica, e gli storici sono concordi nel ritenere che gli spazi
i teatri come spazi fisici abbiano avuto un ruolo nella costruzione della democrazia ateniese. I senatori romani, quelli più conservatori, lo sanno bene questo, ed è per questo che non vogliono che Roma abbia dei teatri permanenti in muratura. Temono da un lato una deriva democratica, diciamo così, dall'altro temono che dei generali, ad esempio, offrendo alla popolazione spettacoli sontuosissimi, possano acquistare in questo modo il favore delle masse. Di fronte a questa paura, quindi, ribadiscono nel 154 a.C. l'obbligo ad assistere in piedi alle rappresentazioni, appunto con la speranza, disperati sono questi, mi sembrano, no? Che vedono, immaginate la scena, no? Vedono intorno il mondo che sta cambiando, il mondo greco che sta pervadendo la vita di tutti i giorni, letteralmente la vita di tutti i giorni, e per cercare di resistere e di trattenere tutto ciò, ribadiscono l'obbligo di assistere in piedi alle rappresentazioni. In questo grandissimo cambiamento non dobbiamo dimenticare l'aspetto pratico della cosa, che è quello che poi creerà il nuovo modello tipologico del teatro romano. Le due invenzioni costruttive romane, l'arco e l'opus cementitium. Ho scritto tra virgolette invenzioni perché in realtà i romani non hanno inventato nulla. L'arco era anche già conosciuto dai greci e anche la muratura a sacco non è assolutamente un'invenzione dei romani. Uso il termine nell'accezione più latina possibile. Intendo dire che i romani di fatto scoprono le potenzialità di queste due cose e intuiscono la forza di una struttura spingente, la forza, intendo dire costruttiva, di una struttura spingente come l'arco e la facile modellazione di una muratura in opus cementitium rispetto ad una muratura esclusivamente lapidea, così com'era la muratura nell'Atene di Pericle, una muratura esclusivamente lapidea. Hanno entrambi questi due sistemi enormi vantaggi. L'arco come struttura spingente permette di sostenere dei carichi enormi e l'arco può essere realizzato, come mostra questo schema, anche in piccoli blocchi di pietra, quindi riducendo notevolmente i costi non solo del procacciamento del materiale, ma anche del montaggio, del trasporto. Un conto è trasportare dei blocchi maneggevoli, un conto è movimentare dei blocchi di marmo pentelico, che poi chi vorrà la prossima settimana vedremo anche questo aspetto della cultura greca e potremo fare dei paralleli tra i due sistemi costruttivi, i vantaggi e gli svantaggi dei due sistemi costruttivi. Quindi, da un lato l'arco, che vi dicevo i greci ben conoscevano, ma lo avevano limitato a spazi secondari o a condizioni costruttive particolari, non intuendone appunto le potenzialità. L'opus cementitium è quanto di meglio poteva inventare l'uomo. Perché dico questo? Guardate lo schema in alto, 2 setti murari in laterizio con al centro un getto di calcestruzzo con pietrisco, avanzi, residui di lavorazioni, pozzolana e altri materiali. Una muratura solidissima se realizzata con le giuste proporzioni tra i materiali che compongono il sacco, la parte centrale, che però può adattarsi come sistema costruttivo a qualsiasi latitudine,
Allora, immaginiamo che appunto la Repubblica ormai è diventata lunga, prende tutta la penisola. I romani possono realizzare molto rapidamente nuove strutture, fondano nuove città nell'ampliare i loro confini, decidendo ad esempio se collocare nelle murature di contenimento di questa muratura a sacco, collocare laterizi o blocchi in pietra. Naturalmente se si hanno vicine delle fornaci sarà economicamente conveniente impostare la muratura a sacco con dei laterizi. Se si hanno, come in questo caso, guardate, delle cave di tufo, sarà più utile alla struttura, all'economia della struttura, all'economia della gestione di un cantiere, utilizzare il tufo, il peperino, il tufo dell'Aniene, che può essere cavato a pochi chilometri. È in questo quadro che finalmente, diciamo così, nel I secolo a.C. si dà vita all'architettura teatrale romana. L'area prescelta è quella del Campo Marzio, che ho evidenziato in viola. Il Campo Marzio era l'area esterna alle mura di Roma, vedete quel cordolo rosso che vedete sono le mura serviane, esterna alle mura, vicina al Campidoglio. Come dice il nome, era l'area destinata al dio Marte, quindi all'esercito, dove in origine si svolgevano le esercitazioni militari. Ed era l'area, ad esempio, dove sostava l'esercito di ritorno da battaglie anche vittoriose, perché era fatto divieto all'esercito di varcare le porte di Roma. Anche dopo, con l'impero, quando gli imperatori torneranno vittoriosi dalle loro campagne di guerra, dovranno aspettare in Campo Marzio l'assenso del Senato per varcare con l'esercito le porte di Roma e attraversare i fori in trionfo. Il Campo Marzio ha dato naturalmente il nome al rione di Roma, che certamente, se qualcuno di voi ha avuto occasione di passeggiare per Roma, ha certamente attraversato. Ho indicato il Pantheon, che si vede oggi in tutta la sua antica bellezza, ma anche lo stadio di Domiziano, Piazza Navona. Lo stadio di Domiziano, che con il passare dei secoli è stato trasformato da questa struttura bellissima del 90 d.C. per diventare un'altrettanto splendida piazza barocca. Qui lo vediamo ricostruito come era nel 90 d.C. all'interno della veduta di Roma contemporanea. E proprio in questo spazio del Campo Marzio vedete qui Teatro di Pompeo, che viene edificato il primo teatro di Roma, il più grande teatro dell'antichità. Non era in realtà solo un teatro, aveva alle sue spalle, vedete, alle spalle della scena, un grandissimo portico, 80 per 135 metri, con giardini, fontane e spazi da destinare anche alla discussione pubblica, agli incontri politici. Tra questi ambienti Pompeo fa realizzare la curia pompeiana. Vi ho fatto vedere in precedenza nel foro l'edificio della curia, era un edificio antichissimo dove appunto si riuniva il Senato. Pompeo provvede a creare un luogo più confortevole per le riunioni del Senato, curia pompeiana che 10 anni dopo l'inaugurazione del teatro diventerà il luogo dell'assassinio di Giulio Cesare. Quindi un luogo splendido. Se pensate che a Roma i portici erano spazi pubblici, chiunque di qualsiasi classe sociale poteva attraversare, passeggiare, incontrarsi in questi portici. Questa è una ricostruzione dall'alto dell'area del portico di Pompeo.
guardate qui, i giardini, le fontane, le statue. Dobbiamo immaginare uno spazio quasi imperiale per la sua magniloquenza, sebbene, vedete, siamo ancora nella Repubblica. Vi sto facendo vedere tutte ricostruzioni perché del teatro di Pompeo non resta praticamente più nulla. È successo al teatro di Pompeo quello che è successo, naturalmente con delle differenze, allo stadio di Domiziano. Cioè il teatro di Pompeo è diventato qualcos'altro e nel tracciato di Roma, nella viabilità di Roma, tra Largo Argentina e Campo dei Fiori, si individuano delle porzioni curve, i palazzi si attestano invece che su delle strade rettilinee, su queste, hanno questi assetti curvilinei che derivano proprio dalla cavea del teatro di Pompeo. Eccola qui un'altra delle ricostruzioni che mi è molto utile per farvi vedere come l'arco diventa, perché l'arco diventa fondamentale. Perché i teatri di Roma non si adagiano su nessuna collina, le colline di Roma sono troppo piccole e basse, ma d'altra parte i romani non avevano alcun interesse a poggiarsi sulle colline, nel senso che a loro interessava proprio sviluppare un modello di teatro che prescindesse dall'esistenza di un declivio. Naturalmente per dimostrare le loro capacità costruttive, la loro potenza economica. Guardate qui gli archi sui quali si poggia la cavea. Gli archi diventano anche, i grandi corridoi voltati al di sotto della cavea, sono anche luoghi distributivi che permettono quindi di accedere ai diversi livelli delle gradonate, di uscire poi, vedete qui ci sono i cosiddetti vomitoria, dai quali ciascuno poi può accedere al proprio posto, al proprio settore. Questa è sempre una ricostruzione del teatro di Pompeo. Teatro di Pompeo, vedete cosa è diventata la Schenè. La Schenè è una macchina di ordini architettonici sovrapposti, articolatissima, vedete che il muro della Schenè emerge e rientra, è corredato di statue. Il palcoscenico, il pulpitum è diventato davvero uno spazio notevole, preponderante rispetto all'orchestra del teatro greco. Qui ci sono sempre gli omini che vi danno, che ci danno una scala proporzionale per capire di che dimensioni stiamo parlando. E scompaiono i corridoi che vi dicevo prima democratici di accesso indifferenziato all'orchestra, sia per gli attori che per gli spettatori. L'Aditus Maximus viene percorso soltanto dai maggiorenti della città, che hanno, come nel teatro greco, vedete, dei posti riservati nei primi anelli. Al di sopra dell'Aditus un tribunalia, un palco, quello che chiameremo noi oggi un palco, riservato a un console, all'imperatore, andando più avanti. E, ecco l'altra cosa che devo farvi notare, che la cavea e l'ampiezza della scena, lo Scene France, hanno la stessa identica dimensione. Dove finisce la cavea, inizia la scena. Come fa Pompeo Magno ad aggirare le norme del Senato? Non vi ho detto che pochi anni prima dall'inaugurazione del teatro di Pompeo il Senato aveva fatto demolire un teatro in costruzione proprio perché contravveniva alle norme. Come fa Pompeo Magno? Un'invenzione davvero strepitosa dal mio punto di vista. Colloca sulla cima della gradonata un tempio di Venere vincitrice e il teatro magicamente diventa il tempio di Venere. Quindi non è un teatro quello che sto costruendo,
ma è un tempio di Venere. Il teatro diventa il podio di questo tempio di Venere e grazie a questo riesce a non avere la demolizione del teatro. Vedete qui nella ricostruzione si vede la collina del Campidoglio e il tempio di Giove Ottimo Massimo. Il più grande teatro dell'antichità lo rimarrà anche nei secoli successivi e in questa ricostruzione del teatro di Pompeo nella Roma contemporanea vedete di che dimensioni stiamo parlando. Questo è, stavo per dire l'abside, è la parte retrostante del Tempio di Venere. Vedete come davvero, visto da lì, visto da qui, il teatro di Pompeo, sembra quasi l'enorme piedistallo sul quale si erge il Tempio di Venere vincitrice, scusatemi. Circa 30 anni dopo il teatro di Pompeo, su iniziativa di Augusto, si costruisce un secondo teatro, il Teatro di Marcello. Del Teatro di Marcello fortunatamente abbiamo delle tracce, semplicemente perché con la caduta dell'impero il teatro viene trasformato in una fortezza, viene abitato, una porzione trasformata in un palazzo fortificato ed è quindi possibile oggi leggere ancora dei brandelli. Siamo sempre vicini al Campidoglio, queste le colonne del Tempio di Apollo in Circo, il Tempio Maggiore. Anche qui questa sezione mi permette di farvi vedere gli archi che vanno a sostenere la cavea e i corridoi naturalmente che si sviluppano sia in modo radiale che seguendo le semicirconferenze i corridoi distributivi. Come nel teatro di Pompeo, anche nel teatro di Marcello, l'esterno del teatro viene scandito da una successione di archi su pilastri inquadrati dall'ordine architettonico, come il Colosseo praticamente, l'anfiteatro Flavio, ordine dorico al primo registro, ionico al secondo. Il terzo anello, come diremmo oggi per gli stadi, del teatro di Marcello era molto probabilmente realizzato in legno, un espediente per alleggerire i carichi di questa parte della struttura. Eccolo qui più da vicino. Archi su pilastri inquadrati dall'ordine. Questo sistema di archi su pilastri inquadrati dall'ordine non è un sistema decorativo, puramente decorativo, ma traduce, utilizzando il linguaggio degli ordini architettonici, traduce visivamente il sistema portante che ho provato a descrivervi. Questa è la ricostruzione dello Scene France, vedete qui. Guardate anche qui, una scena che ormai ha raggiunto dei livelli sia per l'articolazione, sono delle vere e proprie facciate architettoniche, e sia dei livelli in quanto come volume architettonico hanno la stessa altezza della cavea. Infatti il teatro si richiude sulla cavea alla medesima altezza. E vi dicevo, questo sistema che leggiamo all'esterno di archi su pilastri inquadrati dall'ordine architettonico non è un sistema decorativo e basta, ma sta traducendo in facciata quello che accade al di sotto della cavea, al di sotto delle gradonate. Se buttassimo l'occhio in uno di questi archi, vedremmo esattamente questo corridoio che corrisponde a questo anello voltato che segue la cavea. In senso ortogonale, cioè nel senso opposto a questo, abbiamo anche altre volte a botte, vedete qui si vedono per intero,
che radialmente percorrono tutto il corpo del teatro. Quello che vi ho fatto vedere finora, ecco questo, diciamo, il teatro di Marcello e tutto quello che abbiamo visto finora, ha molto in comune col teatro greco, ma molto. Se provassimo a mettere a confronto due piante, quella del teatro di Epidauro e quello del teatro di Orange, vedremmo che apparentemente non è cambiato nulla. Certo, la scala è diversa, il teatro nel sud della Francia è molto più grande di quello di Epidauro, ma sembrerebbero due oggetti simili, analoghi. In realtà sono profondamente diversi in almeno 3 aspetti, ed è questo che fa sì che per il teatro romano si parli di un modello tipologico differente rispetto al teatro greco, seppure i debiti dell'uno nei confronti dell'altro siano indiscutibili. L'orchestra nel teatro greco, avete visto, è circolare. Nel teatro romano no. L'orchestra si riduce notevolmente e diventa semicircolare. Quella che era la scenè nel teatro greco, lo scene France, nel teatro romano diventa preponderante. Come vi ho fatto notare un paio di minuti fa, la scena abbraccia l'intero sviluppo dell'edificio. Dove inizia la cavea, inizia la scena. Sebbene poi, per motivi distributivi, una parte della scena, quella a ridosso della cavea, non venga invasa dal dispiegarsi di colonne, di ordini architettonici, ma resti chiusa, ma come struttura architettonica tutto quel blocco fa parte della scena. Vedete invece che nel teatro greco la scena si limita ad essere, la scenè continua ad essere il fondale dell'orchestra, il fondale del coro. Questo è il teatro di Epidauro, che abbiamo visto prima, e questo il teatro di Orange. Perché ho scelto proprio questo teatro? Perché, pur essendo un teatro romano, il teatro di Orange è un teatro sviluppato su una cavea naturale e adagiato su una collina, ma questo non ne fa, per i motivi che vi ho appena illustrato, non ne fa assolutamente un teatro greco, o non lo fa essere assimilabile ad un teatro greco. Come gli altri teatri romani che abbiamo visto, abbiamo un aditus maximus, quell'accesso privilegiato per i maggiorenti della città e per il coro, il tribunal per il palco, quello che ho definito come il palco di rilievo da destinare ad un console o all'imperatore, e anche nel teatro di Orange la scena è ampia tanto quanto la cavea e non lascia alcun rapporto neanche visuale con l'esterno, perché quello è un carattere fondamentale del teatro greco, il rapporto con il paesaggio e con la natura circostante. Vi facevo notare prima, no, che anche quando la scenè raggiunge un'altezza e un volume notevoli, ci sono sempre le due porzioni laterali tra la scenè e l'inizio della cavea che non sono edificate e quindi permettono agli spettatori di traguardare e di andare al di là. Tutti i teatri che noi abbiamo in Magna Grecia, naturalmente dobbiamo immaginare non siano quelli realizzati su modello dei teatri di Atene o di Epidauro, nel senso che sono di fondazione certamente greca, ma hanno subito, come lo splendido teatro di Taormina, delle
alterazioni, delle modifiche durante il periodo romano. Questo è il motivo per cui il teatro di Taormina, ma come tanti altri teatri in Magna Grecia, il motivo per cui abbiamo queste scene così ampie, così ricche e che, vedete, si congiungono, nonostante i crolli, si riesce ancora a vedere qui nel teatro di Taormina come lo Scene France si sia congiunto con gli anelli, con le gradonate della cavea. Naturalmente questa diventa questo modello è un modello che come un'epidemia si diffonde in tutto il Mediterraneo. Ho scelto due esempi, uno più orientale, il teatro di Palmira, che purtroppo non ha più il suo Scene France perché è stato distrutto pochissimi mesi fa, e un altro bellissimo teatro in Libia. Vedete che hanno entrambi, purtroppo per l'altro dobbiamo dire aveva, entrambi un rapporto con il luogo nel quale si adagiano. E la cosa straordinaria che avviene grazie all'impero romano è che in un certo qual modo questo grande pezzo della cultura greca arriva a contaminare anche aree che fino a quel momento con la Grecia non avevano mai avuto a che fare. Con la caduta dell'impero tutto questo viene abbandonato, trasformato. Ci sarà un lungo intervallo di tempo per tornare a osservare questi oggetti con nuovo interesse, per cercare di riportare in vita quello che ancora può tornare in vita, quello che è sopravvissuto, o per far rinascere da zero il teatro all'antica. Ci vorranno almeno 200 anni di sforzi, il confronto tra i testi antichi, qui a sinistra vedete una copia di Vitruvio annotata, e qui qualcuno che ha tentato, leggendo, di, seguendo il testo, ridisegnare un teatro all'antica, e a destra l'esempio che purtroppo non ha visto il completamento, la villa che Raffaello e Antonio da Sangallo il Giovane progettano per Leone X, Papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, sulle pendici di Monte Mario. Se questa villa fosse stata realizzata, avrebbe avuto il primo teatro all'antica rinato dai tempi di Roma. Un teatro davvero unico, perché vedete in questa ricostruzione, eccolo qui il teatro, qui in alto, sarebbe stato, adagiandosi sulle pendici di Monte Mario, sarebbe stato davvero la fusione all'aperto senza una copertura. Non vi ho detto, scusatemi, che mentre l'architettura del teatro greco rimarrà sempre un'architettura a cielo aperto, il teatro romano invece spesso verrà protetto con dei velari. Ecco, in Villa Madama si sarebbe realizzata la fusione tra questi due modelli, tra queste due culture così indagate, studiate, e che purtroppo appunto non videro, tanti anni di studio non si concretizzarono nella prima metà del Cinquecento, ma di tutti questi studi, di cui Raffaello e Antonio da Sangallo il Giovane furono portatori, poi si giovò Andrea Palladio, e il progetto che Palladio elabora per il Teatro Olimpico è, a distanza di 1500 anni, potremmo dire, la prima ricostruzione, il primo ritorno in vita del teatro all'antica. Grazie.